Ne voglio uno. Sono 4 km così adesso. Buonasera. Ciao belli. Che cazzo è? I cartelli autoctoni. Benvenuti in Austria. Ha rotto un po' i coglioni sinceramente. Oh, buondì. Non so come iniziare questo video, signori. Siamo ai confini con l'Austria. Non sono da solo a fare questo piccolo viaggetto, sono in compagnia di mio padre. TRX 502X e la mia zettina carina, coccolosa. Quanti chilometri abbiamo già fatto adesso? Abbiamo già fatto 130 km. Vi ho tagliato tutte le statali di casa mia, Udine, Tarvisio, perché serve una rottura di palle. Adesso mancano 40 km a Tarvisio, quindi al confine praticamente. Ci vediamo dall'altra parte. Prova. Bene, mancano 8 km a Tarvisio. Che cazzo mi è ribalzato addosso, puttana merda, che male. Arrivati a Tarvisio. Bene, adesso cartello e direzione Austria. Già qua si può vedere qualcosina di autoctono. Questo con targa croata ha già rotto un po' i coglioni sinceramente. Beh signori, faccio una promessa che non sto proprio una meraviglia. Tra mal di testa, naso chiuso, alla cazzo di cane, ovviamente quando sono in ferie, perché giustamente la sfiga deve farsi sentire anche quest'anno. Quindi niente, premetto che se sentite la mia voce un po' strana è per questo motivo qua. Detto ciò, mancano esattamente 30 km all'arrivo. Pare che paesaggino che abbiamo qua, oltre a fare un caldo becco. Eccoci qua, dogana. Facciamo i carini coccolosi, carini coccolosi. Saluti. Polizia dappertutto. Benvenuti in Austria. Era ora. Quanto bello è, cazzo. A parte che non sto capendo cosa sta facendo la zettina, che gli ho messo il comando che si autogestisce la carburazione. Saluti. E a volte c'era di quelle sporte che neanche Udini, porca troia. I cartelli autoctoni, le case autoctone, le macchine che seguono i limiti che neanche l'autoscuola. E la cosa bella è che, guardate bene, sono le linee tratteggiate ovunque. Cioè perfino in curva è tratteggiato, per farti capire. Cioè da noi è un sogno queste strade così. Cioè, ma vi rendete conto che strade che ci sono qua? Porca troia. Ci siamo arrivati a destinazione, quella è la rotonda famosa. Infatti c'è un degheio di roba, guarda che casino. Lì c'è il lago, Fackersee. Che spettacolo! C'è il disastro qua, il disastro. Speriamo di beccare subito Mr. Paolo potrebbe essere dall'altra parte, quindi senza farci male, senza cascare dentro il fosso magari. Sono messo proprio in mezzo al fossato. Là, guarda che spettacolo. Te aspetta quando andiamo di là. E tira qua devo trovarmi con Paolo in teoria. Adesso vedo cosa mi ha scritto eccetera eccetera. Com'è per adesso? Ho fatto 200 km. Però spettacolo così. Visto le strade come sono, belle e nere così, tengono la paura e sono larghe, cazzo. Bene signori, 200 km fatti, siamo arrivati finalmente. Come vedete, te la faccio. Siamo arrivati in Austria e adesso andiamo verso l'hotel. Qua c'è già un casino. Guarda che bello. Adesso ci avventuriamo. Guarda che mezzo. Limitato solo ai biker. Qua bisogna avere 80 miliardi di occhi dappertutto. Grande vecchio! Sono 4 km così adesso. Hai capito? e ce ne sono di moto parcheggiate. Caffemo? Uno scarico alto e uno basso. Che cazzo è? È tutto strambo quello. Cioè io non so se vi faccio l'idea, Fioi, dell'ammassamento di gente che c'è. Cioè il degheio.
Ma che fa la sfilata? Andrea? Sì, sì, no, è così anche domani, dopodomani, sempre. Gente con gli scooter, con le moto, qua c'è il degheio, guarda che roba. Cioè, io non so se faccio l'idea di quanta gente c'è. Ciao belli! Che bello! Meglio lasciare prima, magari quando andiamo più avanti. Guarda che roba, guarda che roba. E abbiamo altri 3 km da fare. Andale! Guarda questa! Oh, qua si corre leggermente. Non troppo, ma leggermente. Pensare che sono venuto qui un anno fa di lunedì e martedì e mercoledì. Cioè, o era martedì, mercoledì, giovedì, non ricordo più. Mi pare lunedì, martedì, mercoledì era. Mi stavo facendo un casino da solo. E c'era penso metà di questa gente. Un altro chilometro e mezzo. Dai che ci siamo. Buonasera. Oi, no. Cioè, guarda che roba. Guarda che roba. Strapieno. È strapieno. Qua piano, 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 piano. Ma che cazzo abbiamo davanti? Guarda che figo. Che figo, cazzo! Ne voglio uno! E questo è uno spettacolo. Dovrebbe essere questo. In teoria. Sì, è questo! Ce l'abbiamo fatta! Bene, moto parcheggiate e stanza presa. Buon salve. Allora, sì, molto easy, easy. Grande e grande. Molto easy, entratina, 2 lettini, easy, easy. Io mi sono già accrocchiato un po' di roba per scaricare e caricare robe. Qua sembra un zinganaio.